Se l'Italia sembra aver superato l'incubo del Covid, in Veneto tiene ancora banco lo scontro sulla gestione della pandemia con la commissione speciale d'inchiesta guidata da Francesca Zottis del Partito Democratico che si divide e in Consiglio regionale arriveranno due diverse relazioni. Quella di maggioranza del centrodestra, 133 pagine con i verbali dei protagonisti dei 19 mesi di audizioni e il plauso al modello di sanità, un'eccellenza riconosciuta dal Ministero e dall'Istituto Superiore della Sanità. Dall'altra parte, invece, il dossier del centrosinistra si condensa in 45 pagine con rilievi che riguardano il calcolo delle 1000 terapie intensive, i ritardi informatici sulla trasmissione dell'indice RT e il boom del 95% degli asintomatici. Una strategia che ha consentito al Veneto, secondo le minoranze, di restare in zona gialla senza restrizioni nell'autunno 2020, mentre la curva dei decessi registrava un'impennata record. Insomma, sul Covid e sulla gestione soprattutto della pandemia nella seconda ondata in particolare, la frattura tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale è insanabile, anche se la statistica, i dati sono naturalmente super partes. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 1 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda la commissione d'inchiesta regionale sul Covid che si divide alla fine dei lavori e approva due diverse relazioni conclusive, una di maggioranza e l'altra di minoranza, che arriveranno in Consiglio regionale nelle prossime settimane. Se da un lato la maggioranza di Luca Zaia parla di una gestione eccellente della pandemia, dall'altro l'opposizione ricorda che il Veneto nella seconda ondata è stato maglia nera per morti Covid, secondi dopo la Lombardia, ma con metà della popolazione. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi in un articolo di Albino Salmaso che riporta le dichiarazioni degli esponenti dell'opposizione in Consiglio regionale, oltre a quelle naturalmente della maggioranza. Ieri siamo giunti alla conclusione di un percorso molto importante. Ora la relazione sarà votata dal Consiglio regionale e gli atti saranno inviati alla procura, gli atti della commissione d'inchiesta naturalmente. Queste le parole di Sonia Brescacin, presidente della commissione sanità in Consiglio regionale, e Milena Cecchetto, entrambe esponenti della Lega. Dall'altra parte Vanessa Camani del Partito Democratico, Elano Stanelli del Veneto che vogliamo e Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ribattono alla maggioranza con una nota congiunta. Abbiamo lavorato con impegno e serietà nel rispetto di chi è morto e ha sofferto. Non abbiamo mai rinunciato al tentativo di cercare la verità, malgrado l'atteggiamento ostativo della maggioranza e la reticenza di alcuni degli auditi. I numeri di contagi, ricoveri e decessi che hanno travolto il Veneto sono impressionanti: 8.282 morti da ottobre 2020 a marzo 2021, peggio di noi solo la Lombardia con 13.000 decessi, ma con il doppio della popolazione. Malgrado questo bilancio disastroso, il presidente Zaia non ha mai spiegato perché non abbia voluto assumersi la responsabilità politica di adottare misure di contenimento più stringenti, unico antidoto alla pandemia. Così Vanessa Camani del Partito Democratico, Baldin invece dei 5 Stelle pone l'accento sul fatto che chi ha visto un parente morire in una casa di riposo ha diritto alla verità. Come mai i vertici della regione, compreso Zaia, come emerso dalle intercettazioni rivelate dalla trasmissione televisiva Report, hanno scelto deliberatamente di non ascoltare gli allarmi del professor Andrea Crisanti sull'uso dei tamponi rapidi negli ospedali e all'interno delle RSA, screditando tra l'altro il suo studio poi pubblicato dalla rivista Nature. Insomma, la vicenda è tutt'altro che chiusa e i dubbi, le domande sulla gestione della seconda ondata della pandemia da coronavirus in Regione Veneto restano ancora
aperti. La notizia anche sul Corriere del Veneto: commissione d'inchiesta sul Covid, relazioni contro. Da un lato la maggioranza dice abbiamo fatto tutto il possibile, dall'altro l'opposizione parla di dati in ritardo e parziali. Passa la versione della maggioranza con la forza dei numeri, naturalmente, che all'interno del Consiglio regionale sono schiaccianti. Gli atti verranno trasmessi alla procura. C'è il dato comunque anche sul Corriere del Veneto degli 8.282 morti nella seconda ondata, virus più letale, sbagliato evitare la zona rossa, alcune delle dichiarazioni qui riportate, naturalmente che arrivano da parte dell'opposizione. Dopo 19 mesi di lavoro e audizioni, scrive il Corriere del Veneto, si è chiuso ieri il lavoro della commissione d'inchiesta sui contagi e decessi da coronavirus nel Veneto. Approvata dalla maggioranza la propria relazione, secondo la quale la regione ha fatto di tutto per contenere la pandemia. Adesso la discussione andrà in Consiglio. Anche sul Gazzettino la notizia, il titolo è leggermente diverso: Veneto in procura gli atti della commissione Covid, dopo un anno e mezzo chiusa l'inchiesta della regione sulla gestione della pandemia, la Lega rivendica il più basso numero di morti, il Partito Democratico dice non è vero, Zaia doveva fare la zona rossa. Bocciata la relazione dell'opposizione, in aula andrà solo quella della maggioranza, scrive il Gazzettino riportando le dichiarazioni della Presidente della Commissione d'inchiesta Covid, la esponente del Partito Democratico Zottis. Sono emerse tutte le criticità del sistema sanitario. Dall'altra parte le replica la Presidente della Commissione Sanità, la leghista Brescaccin, la conferma, parlando di una conferma del fatto che il Veneto ha una forte struttura. Questo per quanto riguarda la commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da coronavirus, in particolare della seconda ondata. Ma voltiamo pagina e parliamo di sicurezza sul lavoro. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi una notizia relativa ai dati INAIL 2022 che sono stati diffusi nella giornata di ieri. Leggiamo il titolo: Veneto 113 vittime sul lavoro e gli Spisal sono ancora senza addetti. Il Veneto è tra le poche regioni in cui i morti sul lavoro sono aumentati nel 2022 rispetto all'anno precedente, in controtendenza rispetto al dato nazionale che vede un calo dei decessi del 10,7%. Ancora una volta il Veneto è maglia nera per la sicurezza sul lavoro. Queste sono le parole di Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, in una nota in cui commenta gli Open Data INAIL 2022 diffusi appunto ieri dall'istituto. In Veneto le denunce di infortunio con esito mortale sono state 113 nel 2022, il 7,6% in più rispetto al 2021, quando si erano fermate a quota 105. Tra le denunce dello scorso anno nella nostra regione, 39 riguardano infortuni mortali in itinere e 74 sono infortuni mortali in occasione di lavoro. A livello nazionale, questo è importante sottolinearlo, il trend è opposto. Infatti, a differenza del Veneto, i decessi sono in calo a livello nazionale. Parliamo sempre di morti sul lavoro. Nel 2022 le denunce all'INAIL sono state 1090, 131 in meno rispetto al 2021, con un calo quindi del 10,7%. Sempre Baldin del Movimento 5 Stelle ricorda la questione degli Spisal e degli impegni assunti dalla regione con i sindacati e le imprese nel patto regionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'impegno, tra l'altro, di rinforzare gli organici degli Spisal, sì, perché per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro occorre prima di tutto aumentare i controlli. Ma qual è oggi la situazione degli Spisal del Veneto, dei servizi di prevenzione e salute sul lavoro, cioè delle ULSS? Ebbene, il personale in servizio è del tutto insufficiente. L'organico previsto dalla regione prevede infatti 100 persone in più di quelle attualmente in servizio, e nei prossimi mesi sono previsti ulteriori pensionamenti. Insomma, secondo le ULSS servirebbero 447 unità di personale all'interno degli Spisal. La regione ha autorizzato assunzioni fino a 359 unità, ma oggi negli Spisal veneti sono in servizio solamente 261 professionisti. Troppo pochi, sicuramente secondo Baldin.
che chiede quale sicurezza nei posti di lavoro pensa di ottenere così la giunta Zaia, e conclude con un paragone, un confronto con la Toscana, che ha 400 tecnici Spisa a fronte di una minor popolazione e un numero di aziende da controllare decisamente inferiore. Questo per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e i morti, che purtroppo, almeno nella nostra regione, continuano ad aumentare. Lo scorso anno in Veneto è morto un lavoratore ogni 3 giorni. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e torniamo all'attualità politica con una notizia che riguarda il limite, il tetto dei 2 mandati, di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi nelle puntate precedenti di Sveglia Veneto. Zaia rassicura i suoi fedelissimi: il limite dei 2 mandati, nel suo caso il tetto dei 3 mandati, visto che è già al terzo appunto, ebbene questo limite è superabile. Lo ha detto il presidente della regione del Veneto Zaia a cena con i leghisti a lui più vicini. Ha anche spiegato che non è sicuro che il Parlamento approverà questa norma, questa abolizione, questo innalzamento del limite dei mandati. Zaia dice: non so se la approveranno, ma non sembrano esserci ostacoli. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, in un articolo di Filippo Tosato, un retroscena in cui il giornalista ricorda che anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro potrebbe essere interessato alla questione, sì, perché l'ipotesi di abolizione del limite dei 2 mandati riguarderebbe anche i comuni oltre i 15.000 residenti. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, che racconta appunto il retroscena di questa cena degli esponenti leghisti con il presidente della regione Luca Zaia. Si è parlato di ambiti territoriali sociosanitari, gli ATS. Sarebbe quasi pronta la riforma della assessora alla sanità Manuela Lanzarin. Non si parla ancora invece di riforma delle IPAB, attesa in Veneto da oltre 20 anni. È stato presentato anche un piano dei trasporti, un piano della mobilità sostenibile. Lo avrebbe presentato la vicepresidente e assessore ai trasporti appunto Elisa De Berti, accompagnata per l'occasione da un paio di funzionari, con delle slide che però non sarebbero state distribuite ai consiglieri leghisti. E poi comunque appunto Zaia ha affrontato il tema della sua possibile ricandidatura, cioè della possibile abolizione del tetto dei 2 mandati, che nel suo caso appunto sarebbe la possibilità di candidarsi presidente della regione per una 4ª volta, perché Zaia è già al terzo mandato, in quanto il limite dei 2 mandati per i presidenti di regione è stato introdotto quando lui aveva già ottenuto la prima elezione, era già in corso il suo primo mandato e quindi gli è valso come una sorta di mandato zero. In questo modo Zaia è l'unico presidente di regione a ricoprire questo ruolo da 12 anni, la sua prima elezione nel 2010, poi la seconda nel 2015 e infine la terza riconferma nel 2022, nel 2020 in piena pandemia Covid, con le elezioni al termine dell'estate e un consenso plebiscitario del 77% dei suffragi. Voltiamo pagina e concludiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima, una presa di posizione di Alessandro Benetton, presidente di Edizione, sull'iter dell'autonomia differenziata. Parla del federalismo Benetton e vede un'Italia che è già piccola. Io guardo all'Europa. Insomma, dopo il presidente degli industriali che aveva parlato dell'autonomia differenziata come di un rischio di divisioni del paese in una fase delicatissima di ripresa economica, anche Benetton ora esprime un certo scetticismo, almeno rispetto a quel concetto piccolo e bello che per molti anni ha guidato e forse guida ancora la classe dirigente di questa regione del Veneto.
le RSA. Parliamo del futuro della sanità del Veneto, welfare a ostacoli, sempre sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi, e sempre più posto al privato nell'RSA, nelle strutture per gli anziani. Tra 20 anni 2 anziani su 3 non potranno pagare le rette. È uno studio commissionato dalla CISL del Veneto a Francesco Peronna e Stefano Dal Pra Caputo, che dipinge un futuro a tinte fosche per la prossima terza età della nostra regione, complici stipendi sempre più bassi che si tramuteranno in pensioni insufficienti e una popolazione sempre più vecchia alla quale corrisponde un sistema assistenziale inadeguato. Secondo la CISL serve programmazione e la riforma delle IPAB dovrà puntare sul pubblico. La riforma, che appunto, come ricordavo poco fa, è attesa in Veneto da oltre 20 anni, siamo l'unica regione a non averla ancora approvata. Tra il 2016 e il 2020 i posti letto privati nell'RSA del Veneto sono passati dal 47,9% al 49,6%, quindi con un aumento del 2% a scapito del pubblico. Infine, l'ultima notizia di oggi, sempre in ambito sanitario, qui purtroppo si parla delle violenze nei confronti del personale sanitario. Il 2022 è stato un anno nero, leggiamo sul Corriere del Veneto. Arriveranno ora gli istruttori per l'autodifesa, un'iniziativa promossa dalla regione. Secondo l'assessora regionale, questi istruttori dovranno insegnare al personale delle ULS a prevenire e gestire le aggressioni quotidiane. Ma leggiamo brevemente i dati. Nel 2022 la Croce Rossa indica 1200 aggressioni ai sanitari, il 70% delle vittime è donna, il 60% dei casi denunciati sono minacce, il 20% si tratta di percosse, il 10% violenza a mano armata e il restante 10% vandalismi. I colpevoli sono in un caso su 2 i pazienti e poi nel 30% dei casi i familiari o parenti. Le vittime di questi assalti sono più spesso gli operatori sociosanitari, che rappresentano il 58% delle vittime, poi gli infermieri 14,5% e infine i medici 2,6%. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.